Allora, rieccoci qua insieme. L'aspetto della grande distribuzione è sempre un nodo cruciale, a questo si allaccia necessariamente una campagna che poi apre anche un referendum, tra l'altro, che era indetto dalla Confesercenti, però riguarda insomma la vostra categoria, relativamente alle festività, alle giornate festive e di apertura o meno. Può essere un problema marginale, per chi lavora nel settore è un problema importante, è strategico, le persone alla fine non hanno capito la valenza, almeno da quando se ne è parlato l'altro giorno con il direttore della Confesercenti, si è capita la valenza di questa iniziativa perché abbiamo avuto tante mail di commento in cui ognuno la vede dal proprio punto di vista utilitaristico. Quindi chiedo a lei un po' di spiegare questa iniziativa. Prima diamo la parola al nostro telespettatore che è al telefono, pronto? Da Claude Andreini conosco benissimo Massimo Zanon e Ciao Claudio. volevo collegarmi a una sua affermazione, dice che mi ha fatto molto piacere, che riguarda le competenze politiche. Io vorrei sapere se è pronto in un certo senso. Per esempio nel portoghese abbiamo un ex insegnante, forse ancora insegnante, laureato in lettere, che per anni si è occupato delle acque del tagliamento, adesso si occupa della sanità e dell'ospedale di Portuguaro. Sappiamo tutti che il signor Stival è stato assessore caccia-pesca nel 2013, adesso si ritrova a occuparsi di sanità. Possiamo continuare in questo senso, Massimo? Secondo me è impossibile, come insisto che da 30 anni ho eseguito un percorso, ho realizzato a spese del percorso dalle parti di Portugallo verso Boldare, che lui conosce benissimo, però la burocrazia ci ha impedito di andare avanti e adesso purtroppo lo facciamo a spese della comunità. Vorrei sapere, lui è pronto a far cambiare le cose in questo senso e a dare finalmente le responsabilità a gente preparata? Cioè, se io sono fisioterapista, di certo non vado a occuparmi di settori che non competono nella sanità, e qua si continua e faccio a meno di altri nomi che sono numerevoli. Grazie, arrivederci. Grazie del suo intervento. Ma è molto facile, è chiaro che quando uno viene eletto si trova a trattare argomenti che magari fino al giorno prima non ha mai trattato, sta alla sua sensibilità e alla capacità di rispondere in maniera tecnica e non politica alle provocazioni che arrivano dal territorio. Non c'è dubbio che conoscere tutto è impossibile e sarebbe più adatto anche a noi, noi cittadini, trovare di fronte per ogni cosa un esperto legato a quella tipologia. Sulla sanità poi abbiamo ognuno di noi delle visioni diverse. Una cosa è sicura, che se in politica aumenta sempre di più la capacità di ascoltare e si evita di pensare che a tutto si è capaci di dare una risposta, forse abbiamo dei politici che possono anche approfittare delle brave persone che fanno altro di farsi consigliare evitando di fare delle figuracce. Non conosco il caso in questione perché non l'ho seguito, ma una cosa è certa: nessuno, anche se è eletto e anche se ha avuto un buon risultato politico, può rispondere su qualsiasi tema. Spesse volte può fare a meno e farsi rappresentare da altre figure più professionali. Quindi ci vuole anche molta umiltà, quindi Sempre, l'umiltà paga e soprattutto crea ed evita le figuracce che poi prima o dopo poi si pagano veramente. Sì, attenzione anche poi gli ipertecnici li abbiamo visti, hanno combinato dei disastri, ad esempio Fornero è stato qualcosa di eclatante. È solamente per dare la risposta a chi magari la fa in maniera coerente, corretta, sì. ma che non è neanche lui un tecnico, quindi non bisogna entrare nel profondo. Insomma. Certo, non so se c'è un'altra telefonata perché il segnale è ancora, quindi chiedo conferma alla regia. Pronto? Pronto? No, non c'è la telefonata, l'abbiamo persa. Allora, tornando un po' al discorso, le aperture festive è una questione, spieghiamo un attimo nella sostanza qual è il problema per voi. Al di là della liberalizzazione voluta dal governo Monti, noi avevamo già definito con qualche fatica insieme alla Regione Veneto la possibilità di raggiungere le 25 e le 26 domeniche aperte rispetto al calendario che ne prevede 52. La liberalizzazione ha fatto infuriare noi ancora di più, non perché una scelta che va a favorire o a sfavorire in maniera totale è una scelta più coerente rispetto a chi ha dei favori e chi non può invece averne altri di conoscenza o di territorio, perché se l'Italia è unica si fa una legge nazionale e a questo punto
ma perché si è voluto enfatizzare un aspetto che non esiste in Europa. E allora si dice abbiamo dovuto fare la liberalizzazione degli orari H24, quindi non solo la domenica ma anche la notte, perché l'Europa ce lo chiede. Poi se uno è minimamente dotato... Ma anche per muovere i consumi, lo si era detto. No, questo era il primo ragionamento. Poi se si va a fare una verifica si scopre che non c'è nessun paese in Europa che ha una norma del genere attuata. Infatti, anzi. Poi si dice di aumentare i consumi. I consumi si possono aumentare solo se ci sono più soldi in tasca agli italiani. Se da quando è iniziato il decreto Monti ad oggi sono aumentati di 1 milione i disoccupati, 1 milione, facciamo la cifra minima che uno poteva avere come stipendio mensile, quelli mancano tutti i mesi in più alla possibilità di spesa del Paese. E allora chiediamo perché l'Italia non è fatta solo per consumare nei centri commerciali o nei centri storici alla domenica, ma è fatta anche per momenti di svago, di sfogo, ludici, di approfondimento, di crescita, di culturali, perché abbiamo delle bellezze, delle straordinarie possibilità, delle iniziative che i comuni anche medio-piccoli fanno, creando quindi anche problemi di reperire i soldi, perché c'è chi vuole fare la mostra più bella dell'altro, chi vuole cercare di approfondire le conoscenze. Ecco che l'offerta che ha una persona la domenica non è solamente quella commerciale. E allora si poteva trovare un mix, poi si è aggiunto anche il fatto che la Chiesa ha fatto un ragionamento. Io ho sempre detto che rispetto moltissimo questa visione, però non posso essere un ipocrita quando dico che per la conoscenza che ho io, chi lavora nel mondo dei pubblici esercizi ha sempre lavorato anche la domenica. Non può essere questo il motivo su cui una categoria fa la sua battaglia, che non bisogna lavorare la domenica per uno e gli altri invece possono. La vera battaglia è si dia la possibilità a tutti di farsi la giusta concorrenza. E in una logica dove il Paese non sta godendo da parecchi anni di grande capacità di spesa, si possono anche fare delle regole o dei ragionamenti che lasciano al piccolo, al medio piccolo, ma anche, mi creda, il piccolo e medio piccolo è il 50% di quello che c'è all'interno del centro commerciale, perché tutte le gallerie, tutti i negozi non sono fatti da 200 dipendenti che possono lavorare il sabato o la domenica e poi farsi dare riposo durante la settimana. Lì i numeri sono estremamente risicati. Sarebbe giusto creare nuova occupazione, quindi se si è aperti si assume qualcuno per il sabato e la domenica, ma è assolutamente necessario che ci sia la forza per pagare queste persone. Siccome gli incassi calano anche all'interno dei centri commerciali, vuol dire voler obbligare uno a tenere aperto sapendo che è antieconomico e non può dire niente perché ha un contratto capestro. E allora noi che non abbiamo la sfortuna di essere caduti in contratti capestro, abbiamo il coraggio di dire si può ragionare diversamente. Poi l'opinione pubblica c'è chi si dice no, io la domenica devo andare al centro commerciale, se no non mi guardo allo specchio, vabbè, quella lì ha un problema di specchi a casa, altra che dice io no, vado a camminare in spiaggia o vado a visitare i musei. Esatto, far turismo insomma a sto punto. Un'ultima cosa, perché mancano pochi secondi alla chiusura, questione delle banche, un'altra segnalazione che è stata fatta importante anche da chi si è trovato fuori dal mondo del lavoro, vuole aprire un'attività, chiede finanziamenti alle banche o persone che hanno già... Insomma, la banca ha sempre avuto un ruolo strategico e ha voluto assumerlo nel tempo per il territorio. Adesso da un po' di tempo ha stretto improvvisamente la morsa, pur chiedendo garanzie incredibili. Qual è la situazione? Il settore bancario è sempre stata una gamba fondamentale per chi fa impresa. Non si può normalmente immaginare né una start-up ma neanche un'azienda strutturata che possa vivere senza avere un rapporto bancario. Anzi, in più dei casi io conosco solo quelli e ne ha più di uno. Quello che è certo è che un po' la scelta di farci coordinare nei movimenti da Basilea, per cui già con Basilea 1, Basilea 2 e sta per entrare in vigore anche Basilea 3 che ha avuto un anno di stand-by, si è costretti a presentare ogni singola impresa come fosse una impresa strutturata. A quel punto le banche locali, che nel frattempo hanno perso la loro capacità di essere presenti sul territorio con organizzazioni massicce, ma si sono alleggerite e allargate, molte più filiali ma spersonalizzate, hanno tolto potere o hanno tolto carisma ai direttori di filiale,
e quindi tutto deve passare ai ruoli più strutturati anche al loro interno. Quindi c'è una lungaggine per poter avere il credito, c'è il rischio che dopo un po' di tempo ti dicono di no, c'è l'altro rischio che ti dicono di sì ma te lo fanno pagare come fossimo i momenti dove i margini delle imprese siano felici, e dall'altra parte basta che tu sgarri solamente un giorno, se accendono tutte le lampadine, perché i computer in questo caso sono stati utilizzati come dei semafori e sono sempre rosse, e paga sempre il singolo operatore in maniera scriteriata, scorretta. Hanno tolto il massimo scoperto, hanno aggiunto quello che non si consuma tra l'autorizzato e lo scoperto, e quindi sono altri 2 punti che normalmente vanno a pesare sul conto finale di fine anno. Non possiamo dire che il sistema bancario sulle imprese, non solamente quelle piccole, anche su quelle medie e spesse volte anche grosse, oggi sia il partner che capisce perfettamente di cosa abbiamo bisogno. Nonostante tutto non possiamo farne a meno, ci auguriamo di essere più bravi del passato, di far capire al nostro governo centrale che con il sistema bancario si può dialogare in modo diverso e che ogni impresa possa essere in qualche modo agevolata da quella che in questo momento è una cosa assolutamente che manca, e cioè tutti dicono, continuano a dire, continuano anche a elogiare il lavoro che stanno facendo i consorzi di garanzia delle singole categorie, ma questi consorzi di garanzia in questo momento, che stanno e sono l'unico punto di riferimento per le imprese più fragili per poter avere una garanzia, per poter avere un prestito, sono anche quei consorzi che in questo momento vedono molte di queste imprese in difficoltà, che vanno ad essere considerate tra le aziende incagliate, e quindi forse fra qualche tempo anche aziende che non hanno possibilità di restituzione. Quindi paga il consorzio, e in una giusta visione di aiuti, ma non aiuti di Stato, aiuti reali al mondo dell'economia, qualche risorsa messa a favore dei fidi e non del credito centrale dovrà essere rimessa, perché l'ultimo provvedimento l'aveva fatto prima il governo Monti, chiedo scusa, Tremonti, poi il governo Monti. C'erano stati stanziati per 3 anni 200 miliardi, no, 200 milioni per i fidi nazionali come garanzia a sussidio. Il problema è che sono stati visti da Bruxelles come aiuti di Stato, li hanno bloccati, non sono state più trovate le forze o le capacità burocratiche di trovare il cavillo, per cui quei soldi sono a Roma, le imprese nel frattempo sono in difficoltà, e i consorzi, che giustamente devono crescere perché ce n'erano troppi, anche crescendo oggi sono lo stesso in difficoltà. Chiarito perfettamente, quindi anche la risposta alla mail che ci è arrivata da un nostro telespettatore è stata data in modo esaustivo. Siamo arrivati al termine. Io la ringrazio Presidente di essere stato qui con noi, di aver risposto alle nostre domande, e speriamo che ci sia anche presto l'occasione proprio per anche affrontare un dibattito su alcuni di questi temi, perché sono estremamente importanti e c'è l'esigenza di comprenderli bene, quindi di spiegare come vanno le cose realmente. Quindi la ringraziamo voi telespettatori di aver partecipato, appuntamento come sempre a domani. Grazie, alla prossima.